Aristosseno, Archita, Raffaele, Ciro, Agnita, vero nome di Anna Fugè, ma anche la staffetta partigiana Adele e la Croce Rossina della Prima Guerra Mondiale Delia. Gli alberi che questa mattina Caffè Ninfole ha donato a 3 istituti scolastici in collaborazione con il comune di Taranto portano il nome di tarantini illustri e dei fondatori della torrefazione ionica. L'amore mette radici celebra la vigilia di San Valentino, la festa degli innamorati, un altro tipo di amore verso la nostra comunità, ha detto la presidente Rossella Ninfole. Veramente pensare agli alberi perché sono proprio il simbolo della speranza, del futuro e poi abbiamo pensato ai bambini che sono il futuro, rappresentano il nostro futuro. Coinvolti nel progetto i bambini della scuola dell'infanzia e delle prime classi del plesso dell'Edda dei Tamburi, 12 in tutto gli alberi ad alto fusto, di cui 9 lecci e 3 carrubi piantomati, anche nella Vico De Carolis e alla Basile in via Solito nella zona Bestat. Obiettivo non solo migliorare l'aspetto delle scuole, ma anche aumentare le aree verdi della città. Una donazione, ha spiegato la dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo dei Tamburi Giovanna Lato, che rappresenta un seme di vita e di speranza di cui la scuola ha bisogno per coinvolgere ed educare i bambini. Il nostro intento è quello, speriamo che possano crescere insieme agli alberi che ci sono stati donati oggi e possano anche prendersene cura, anche per capire l'importanza di aver cura della propria scuola, del proprio quartiere. E questa è una lezione di educazione civica e civiltà che abbiamo fatto oggi. Una collaborazione pubblico-privata per il bene della comunità, secondo l'assessora all'ambiente. È importante che ci Gravane. siano imprenditori intelligenti, aperti, che collaborano con le istituzioni per rendere migliori i quartieri. In questo caso Rossella Ninfole ha voluto fortemente una donazione legata ai bambini, quindi a una scuola. L'approccio di Rossella Ninfole e della sua azienda è stato proprio di tutelare i bambini, offrendo in dono questi alberi che sono adatti al clima mediterraneo, per rendere più belle le scuole e contribuire alla ossigenazione, quindi alla produzione di ossigeno, e combattere la crisi climatica.